Fermento, preoccupazione e tensione. Gli operatori ecologici ritenuti in esubero al comune di Agrigento non stanno con le mani in mano. Per loro incombe il rischio licenziamento. Ieri sera un gruppo di lavoratori si è presentato a Palazzo dei Giganti, dentro Aula Sollano, dove era in corso una seduta. Ma nessuno, così come previsto dal regolamento, è potuto intervenire, nemmeno uno dei sindacalisti presenti, Manlio Cardella della Confael. La seduta non era aperta ai contributi esterni, ma l'ufficio di presidenza, guidato da Daniela Catalano, a seguito di formale richiesta avanzata dalle organizzazioni di categoria e sentiti i capigruppo consiliari e messa a conoscenza l'intera assise, ha concordato di fissare un tavolo tecnico per discutere dell'appalto per la gestione dei rifiuti e degli eventuali rischi sui riflessi occupazionali. L'appuntamento è per domani pomeriggio alle 16:30 nella sala della giunta municipale. In mattinata, sempre ieri, si era riunita la commissione consiliare al bilancio guidata dal presidente Marco Vullo, presenti dirigenti, assessori e un rappresentante della SRR Agrigento Est, Claudio Guarneri. Assente, perché impegnato in altri incontri istituzionali, il commissario Totò Gueli, che raggiunto telefonicamente afferma: stiamo lavorando per cercare di trovare delle soluzioni adeguate. E i momenti di confronto si susseguono in modo frenetico, anche in linea informale. Bisogna fare comunque in fretta e i netturbini in esubero dovranno accettare la ricollocazione nelle piante organiche degli altri comuni che ne faranno richiesta, ricadenti nell'ambito di riferimento. In caso contrario non ci saranno alternative al licenziamento, fa sapere il commissario Gueli. E intanto al comune di Agrigento il bando ponte non sarà fatto, si va inevitabilmente verso la proroga con una sostanziale modifica che riguarda l'avvio del servizio di raccolta differenziata su tutto il territorio urbano.